Entrare in un edificio abbandonato non è così difficile, anche in centro città, come le palazzine Liberty di Piazzale Boschetti. Qui, dove le impronte sulla terra bagnata sono ancora visibili, si apre il varco nella recinzione. Quello che vediamo all'interno sono i resti di tantissimi bivacchi, indumenti sporchi, scarpe, bottiglie e vaschette di plastica che, come nel caso del Configliacchi, vengono utilizzate per allestire bracieri, creando esalazioni letali, come è stato per i giovanissimi stranieri che sono morti nelle stanze all'interno dell'ex Configliacchi. Tra boccette di metadone, animali morti e rifiuti si nascondono le vite di persone invisibili per la società, che li scopre e li conosce solo quando ci sono tragedie come quella dell'ex Configliacchi. Come vedete, all'interno ci sono altri resti di insediamenti in quel pertugio, i resti di un accampamento con sacchi dell'immondizia, coperte sporche, indumenti, avanzi di cibo, escrementi, resti di alloggi di fortuna in queste notti in cui le temperature scendono sotto lo zero e per chi non ha un tetto o un posto per dormire, questi luoghi si trasformano nell'alloggio ideale per trovare un po' di riparo, ed è semplice entrarvi perché basta saltare o aprire un buco nelle recinzioni di plastica. Chi cerca riparo qui spesso non vuole essere avvicinato, ma i volontari dei medici di strada si impegnano anche per questo, portando coperte, medicine e un po' di sollievo. Grosso modo sono alcune decine di persone che si presentano a noi, a volte anche su 30 persone, 20-30, ecco. Sono persone che a volte non sanno dove rivolgersi, e noi stessi abbiamo come obiettivo quello di riorientarli verso servizi che comunque sono organizzati in città. Nella mappa dei luoghi in cui le situazioni di degrado sono sempre frequenti e comuni, a Padova c'è anche Piazza Salvemini, chiusa tra i giganteschi palazzi delle banche, o l'area dell'ex PP1 da decenni, transennata e inutilizzata. Continuando nel nostro viaggio in città, si scoprono poi gli accampamenti che da un mese sono sorti sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, carrelli della spesa utilizzati per sospendere delle tende realizzate con coperte e materassi sporchi, sotto le quali in pieno giorno dormono un gruppo di uomini rannicchiati per ripararsi dal freddo.